La squadra cinofila di ricerca dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Trieste, inquadrata nella struttura della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, ha partecipato, assieme alle unità cinofile dell'AMS di Padova e di quelle dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Palmanova, a una giornata di confronto e addestramento sulle varie tecniche di ricerca disperse in superficie tramite le tracce olfattive molecolari. Le simulazioni si sono svolte sia in ambiente antropizzato che in aree boschive sotto l'attenta osservazione del coordinatore nazionale del settore cinofilo dell'AMS, Franco Muccione, dei giudici Enci Daniele Ceschia e Daniele Perez. Ha portato alla sua esperienza pluridecennale inoltre un già istruttore cinofilo della polizia tedesca. La buona riuscita dell'evento è stata raggiunta con il contributo del conduttore cinofilo Sergio Penner, che ha messo a disposizione i suoi terreni e offerto l'ospitalità del campo base, istituito nell'ex mulino di Leproso nel territorio comunale di Premariacco.